astinenza, un altro giorno in astinenza. Yeah. Nella casa, Ig-Town, JRFZ. Ne senti la mancanza? Qualunque cosa sia ti fa star male, ma qualunque cosa sia non penso sia fondamentale. Se la soluzione fosse solo quella di frignare, tutti quanti ci saremmo già dovuti suicidare. Un'assenza sarebbe solo una questione esistenziale, ma invece, come ho già detto, è una questione personale. Sono anche rimasto mesi senza bere né fumare, senza alcuna alterazione che bloccasse il mio pensare. La mia droga resta questa, è tipo l'eroina, cura ogni mio male interno, è tipo medicina. Insomma è una droga medica come la morfina. Insonnia è ciò che mi provoca se non scrivo in rima. La mia testa mi impone di non fare certe cose che per la mia scimmia mi porterebbero all'overdose. Preferisco starne fuori da fittizie allegrie che tanto mi fanno schifo già le loro allegorie. È una dipendenza fisica, di certo non mentale. L'astinenza da rappare porta a morte naturale. Mi dà un giorno per vivere ed altri 1000 per crepare, un giorno per amare ed altri 1000 per odiare. È una dipendenza fisica, di certo non mentale. L'astinenza da rappare porta a morte naturale. Mi dà un giorno per vivere ed altri 1000 per crepare, un giorno per amare ed altri 1000 per odiare. Mi hanno tolto pure quello, era come un buon amico. Sono rimasto con 2 cani e come arma ho solo un micro. Cazzo frari son finito ma qualcosa qui mi salva. Lei mi porta a stare sveglio senza dover farne un'altra. Non parlo della bamba, scemo, parlo della rappa. Una droga naturale di cui in vita non si parla. Amico calma, sono già pronta a darla, però stai attento, se la provi non puoi più abbandonarla. Voi in astinenza da un pippotto tagliato a benza, io in astinenza da erba, la sola dipendenza. E se tiro fuori questo da un testo è solamente per spiegare un unico concetto. Io non voglio starci dentro perché ho un piccolo difetto. Se badassi alle scimmie sarei tossico, forse peggio. Nella casa mi correggo, tutto il resto lo disprezzo. E 13, l'unica voce degna di questo. È una dipendenza fisica, di certo non mentale. L'astinenza da rappare porta a morte naturale. Mi dà un giorno per vivere ed altri 1000 per crepare, un giorno per amare ed altri 1000 per odiare. È una dipendenza fisica, di certo non mentale. L'astinenza